Il clima attorno al Mose continua ad essere teso dopo l'allarme lanciato nei giorni scorsi dalle imprese che avanzano soldi e a cui è stato chiesto di anticiparne dal commissario liquidatore, ma soprattutto col rischio concreto che non ci sarà nessuno a sollevare le barriere nel momento in cui serviranno se non si trova al più presto un accordo. Sulla questione interviene anche Giovanni Cecconi, l'ingegnere idraulico responsabile della sala controllo prima del commissariamento del Mose. Effettivamente, secondo lo statuto, se c'è un debito dovrebbero contribuire le imprese, ma mi sembra estremamente indecoroso chiedere dei soldi a chi già ne avanza e che sta fallendo e che è l'elemento portante, cioè se noi riusciremo ad avere il Mose funzionante di nuovo quest'inverno sarà grazie ai sacrifici che hanno fatto le maestranze. Senza contare, ribadiscono da ANCE, che non è facile trovare imprese in grado di svolgere lo stesso lavoro, considerata la delicatezza della laguna. La situazione è al collasso e l'appello continua ad andare allo Stato. Il governo si faccia carico assegnando i finanziamenti che sono residuali, che sono in cassa, direttamente al provveditorato e che quindi venga separato il problema dei debiti del consorzio da quelli del completamento dell'opera. Accelerando l'opera anche il consorzio se ne avvantaggerà perché ha ancora un agio del 12% che potrebbe essere aumentato al 20% in questa fase e quindi riavere i soldi dalla gestione delle opere e al tempo stesso anticipare il completamento del Mose. Ma per far questo bisogna creare un primo nucleo dell'autorità per la laguna che c'è già, è il provveditorato con nome e cognome Cinzia Zincone che può benissimo assolvere a questo ruolo conoscendo tutta la realtà della salvaguardia.